Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. E buongiorno Taranto, buongiorno in questa Summer Edition per un'ora fino alle 9 insieme a voi ci sarò io, Valentina Castellaneta, dall'altra parte del vetro il nostro Gis Nicoletti. Buongiorno Gis, settimana di Ferragosto. Lunedì 10 agosto, quindi questa settimana inizia proprio con il giorno di San Lorenzo. Buon onomastico a tutti Lorenzo, Lorenza, Enzo e tutte le declinazioni di questo nome, di questo bel nome, possiamo dirlo. Oggi si vanno a guardare le stelle e speriamo che si vedano. E noi oggi avremo una puntata un po' più leggera perché andremo a parlare di sicuramente giochi del Mediterraneo, ma lo faremo in un modo più diverso dal punto di vista artistico, perché iniziano i tanti eventi correlati ai giochi del Mediterraneo che inizieranno proprio da oggi, e lo faremo il primo con Nuccia Pulpo, artista, che inaugurerà Mediterranea in studio visita allo Spazio Arte. Ne parleremo con lei, e poi parleremo del Rock Metal Fest, perché il 15 a Pulsano parte il Rock Metal Fest. Il nostro Gis sta salutando già alla maniera rock, però la rassegna stampa ci riporta un po' alla realtà, perché oggi è la giornata in cui Federacciai partirà, sarà al Mimit per parlare di Ilva, Confindustria Nazionale e Federacciai, e alle 10 ci sarà questo incontro in cui probabilmente sapremo qualcosa di questa cordata che italiana. Ma andiamo al Corriere del Mezzogiorno. Scusa Gis, ho un ritorno in cuffia, mi risento e non è piacevole, non so se è quello. Comunque veniamo a noi, scusate un intoppo tecnico. C'è questo intoppo tecnico, va bene, non fa niente, mi ignorerò nelle cuffie. Allora, partiamo dal Corriere del Mezzogiorno, che invece non parla di Ilva, ma apre con la Meloni, che sarà a Bari il 4 settembre, la scelta guardando ai Balcani, la politica ha gemmato, cosa c'è dietro la kermesse di Fratelli d'Italia che si terrà a Bari, un governo aperto al confronto con altri paesi e saldamente proiettato al centro del Mediterraneo. E questo, secondo il sottosegretario Gemmato, il motivo per cui la premier Meloni ha deciso di celebrare a Bari il 4 settembre il record per il governo più longevo della storia della Repubblica. E poi invece a centropagina, salto al mare di Costa Ripagnola, il parco, dopo le polemiche per il resort e il lido, scoppia un nuovo caso, le barche ormeggiano dove è vietato, yacht e gommoni sfiorano la costiera, la scogliera, scatta l'esposto alla capitaneria di porto e forestali. E poi invece a centropagina, suoni e visioni per immergersi nel mondo di Shakespeare. È un evento al Castello Carlo V di Lecce, una mostra non una mostra tradizionale ma un'esperienza immersiva. Questo è la maniera dei sogni, mondi e visioni dell'opera di Shakespeare, molto interessante devo dire. Ma noi ora passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, che questa mattina apre con Ilva. Oltre l'acciaio, Decaro, Ilva senza carbone, legge speciale per Taranto. Il 13enne Andrea gli scrive: ci ammaliamo, chiudete. È il figlio di Simona Peluso, attivista di Genitori Tarantini, associazione che ha vinto il ricorso alla Corte d'Appello di Milano, che ha fatto il decreto per la chiusura degli impianti a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Andrea ha fatto un messaggio, un videomessaggio che è andato su tutti i social, e insomma ieri il governatore della Puglia Antonio De Caro l'ha chiamato e ha risposto: anch'io la penso come te, bisogna vedere come dobbiamo fare. Poi
Ancora si parla sempre di politica nazionale. Ceuta, rischi blitz, Tajani, controlli almeno fino al 15 di agosto, gli 007, il caso migrante, un servizio a pagina 8. E poi ancora Ferragosto a 40 gradi, Adriatico e Ionio mai così bollenti, oggi bollino rosso. A Taranto un 35enne muore il primo giorno di lavoro in nero, purtroppo. E poi adesso passiamo all'edicola del Sud. Non vogliamo essere angeli, sempre il videomessaggio di Andrea, il figlio di Simona Peluso, 13 anni, di Taranto, chiede a Decaro di bloccare il mostro, così lo ha definito, dell'ex Ilva, mentre mettere fine alla morte di tanti bambini. E poi le vacanze in Puglia della premier Meloni, che ormai fa vacanze in un autoresort pugliese del Brindisino ogni anno. E ancora carburante, allarme benzina con l'acqua, è una questione importante. E poi ancora boss della SCU dai domiciliari torna in cella. E poi passiamo al quotidiano di Taranto, il quotidiano di Puglia nella sua versione di Taranto, che invece ci parla dei Giochi del Mediterraneo. Mattarella aprirà la 20ª edizione, il piccolo Simone canterà l'inno. E noi adesso ci fermiamo per un po' di musica, poi la pubblicità, e quando torniamo arrivano le nostre gocce di memoria. È lunedì, possiamo farlo senza Giovanni Guarino? E allora noi adesso ci lanciamo nelle nostre gocce di memoria con il nostro Giovanni Guarino. Buongiorno Giovanni, tu la sapevi sta canzone? No, buongiorno. Buongiorno. Non seguivo Franco Simone, non proprio, era su un altro versante io. Ecco, e allora Giovanni, di che cosa parliamo oggi? È sempre il giorno di San Lorenzo comunque. Sì, San Lorenzo, ma che succede a San Lorenzo? Le stelle, la notte di San Lorenzo, ma anche il bombardamento a Roma, insomma, di che vogliamo parlare? L'uno dell'altro. Ma parliamo delle stelle, va, che già è un periodo bruttino, brutto. Parliamo di interpretazioni, va. Sì. Va bene, Allora, a mano manca o cuore ste franca, a mano dritto o cuore ste afflitto. Cioè, se la mano sta a sinistra, no. A mano sinistra il cuore sta bene. Esatto. A mano dritta il cuore sta afflitto. A destra. Sì, questo significa, ma questo era il modo per interpretare un fischio d'orecchie. Ne hai avuto mai fischio d'orecchie tu? Sì, mi è capitato di avere l'acufene, come si dice. L'acufene, vedi, l'acufene. Quando ti capita, se a destra, va bene, un cuore ste franca. Quindi se a sinistra il cuore è lì e sta bene. Se a destra invece un cuore ste male. Quindi immagino che sia scientificamente provata questa cosa. Addirittura, ci mancherebbe altro. Se non è provata questo, figuriamoci le stelle di San Lorenzo, ma stiamo scherzando. Noi, sono le nostre certezze di vita, erano, voglio dire. Certo. No. Un altro modo di dire, per esempio, molto interessante, che può dipendere sempre dalla percezione che abbiamo, dalla voglia che abbiamo del nostro destino, del nostro stare, delle nostre condizioni, no? Come stai, Joa, acqua pip? No, non l'ho capita questa, non la so proprio. Acqua pip, si può dire, dicendo come stai acqua pip, oppure come proiezione verso l'altro, acqua pip. Che cosa vuol dire? Non lo so, capiamo un poco, acqua pip. Poi si può mettere anche alla pip, ma è acqua pip. Che vuol dire acqua pip? No, ne ho assolutamente idea. Gis, tu lo sai? No, scuote proprio la testa, come dire, non guardare me. Allora, la pipa è l'oggetto per fumare il tabacco. Certo, no? Quindi se ci metti l'acqua si rovina, non riesci a fumare. Ecco, questo sarebbe l'ideale, no? La risposta giusta.
Invece acqua a pippe vuol dire che quando sei arrivato in una condizione che è molto molto difficile, perché il tabacco si attaccava sotto la pipa e tu ci mettevi proprio un poco d'acqua per inumidirla e far tirare meglio. Ah, ok. Quindi in quel caso la pipa che sta finendo il tabacco, ma tu stai ciucciando e quant'altro, suona quasi, no? Ecco, quindi sei proprio arrivato alle condizioni stremato alla fine. Esatto. Vediamo 2 parole, vai, poi ci salutiamo. Vai, ormai è tuo questo spazio, vai, dimmi quali sono queste 2 parole. Io ti faccio gli indovinelli, non è che è mio lo spazio. Certo, vai, quali sono queste? Allora, Ngata. Questo è proprio arcaico, Ngata. Questo non si sente, io non lo sento più da 60 anni forse. Noi non ce li abbiamo, diceva Gis, quindi. Lo so. Ngata a porta. Ah, in testa? Non lo so. No, Ngata è cadere, no. Quello è non è Ngata, non è cade. Ngata. E quindi vicino. Allora stai Ngata lit. Allora stai Ngata a porta, Ngata a stretto. Io me le devo segnare tutte queste parole perché poi me le dimentico. E l'altra qual è che dobbiamo salutarci? Gazzulare. Cioè è una parola composta con la prima? No, gazzulare. Gazzulare. Cioè è stato sgridato? È stato colto sul fatto. In flagranza di reato. Esatto, è stato ingazzolato. Bene. C'è ingazzolato che ha avuto Giovanni stamattina da Attena, nel senso che è stato rimproverato, è stato colto sul fatto. Con le mani nella marmellata, si usa dire. Diciamo. Giovanni, poi la settimana prossima ci spieghi una cosa, perché ho saputo che tanto tempo fa, se dicevi a una persona sì proprio un carnevale, era finita e proprio ti poteva prendere a cazzotti. La settimana prossima ci fai scoprire perché. Eppure sembra un insulto così tranquillo. No, non so dove hai preso sta cosa, ti faccio sapere, capiamo. Va bene, grazie Giovanni. Ciao, a lunedì prossimo. Grazie anche a voi, saluti a tutti e a tutti. Buon Ferragosto. Uguale. E adesso noi ci fermiamo e quando torniamo parliamo di Mar Piccolo. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Bentornati, questa per la nostra new hitter a Napoleone con Cucumaria. Allora noi adesso ci spostiamo in Mar Piccolo, dove prosegue la maxi operazione di bonifica per restituire il decoro al Secondo Seno, uno dei luoghi più suggestivi della città. Infatti l'operazione è proprio vicino al santuario del pescatore. Sul posto sono già stati raccolti grandi cumuli di rifiuti pronti per lo smaltimento, un intervento di 250.000 euro finanziato dal contratto di sviluppo e affidato al commissario per le bonifiche. Enzo Ferrari ha raccolto il punto di vista dei pescatori e metilicoltori. Cumuli di rifiuti già raccolti e pronti per essere smaltiti. Proseguono le operazioni di bonifica del Secondo Seno del Mar Piccolo. I lavori, avviati nei giorni scorsi, proseguiranno con la rimozione delle baracche abusive per restituire decoro ad uno dei luoghi più belli e suggestivi della città. Questa vasta operazione di pulizia, affidata al commissario per le bonifiche, è finanziata con 250.000 euro del contratto di sviluppo. Intanto i mitilicoltori continuano a lavorare, consapevoli della necessità di ripulire l'area e ormai abituati alla presenza di fotografi e telecamere. E c'è chi chiede comprensione, almeno per un aspetto molto particolare. Come dobbiamo fare per sistemare i gatti? Perché vogliono togliere tutte le barracche. E ci sta. Però almeno una con le altre. Quando sarà che loro hanno detto di aggiustare, almeno sistemare i gatti, poi la togliamo la baracca. Se no, qua la baracca non si toglie. Cioè qua facciamo la guerra. Allora, ma prima gli altri. E poi devono togliere le baracche. Però
hanno smaliato. Perché noi la notte, come pensiamo, venire le dobbiamo mangiare, scendiamo e le dobbiamo mangiare. Oggi una cristiani che vengono da fuori, portare acqua, mangiare, le prima carbone. Dalla premura di conservare una casa per i gatti alla necessità di fare chiarezza sullo scarico di materiali inerti che negli anni hanno insozzato le insenature. Quella là non è roba nostra, vengono alla notte, scaldano e se ne vanno. Noi mica possiamo, se ne vediamo lo diciamo, oh c'è comprato. Però se la notte vengono, scaricano e se ne vanno, mica è colpa nostra. Una storia nella storia è quella di Luciano, che in qualche modo si considera custode di quello spicchio di Marpiccolo. C'avevo 20 anni e stavo qua a vendere le cozze, sono passati 30 anni, sono 35 anni che sto qua a vendere le cozze. Multe che ho prese, verbali che ho preso, manca solo l'arresto. E manca che stanno togliendo pure le baracche che a noi ci fanno comodo l'estate. Sono abusive, però non abbiamo niente, non possiamo fare niente. Ci vuole solo un aiuto, come noi lo stiamo dando a loro. Mi dovete dare il lavoro qua, se no io devo venire sempre qua, ve lo dico, va. E allora, prima di tutto complimenti a Enzo Ferrari per questo bellissimo servizio e per aver dato voce ai pescatori del Mar Piccolo e per queste sensibilità che comunque vanno tenute da conto in queste situazioni. Adesso noi ci fermiamo, quando torniamo parliamo di arte legata ai giochi del Mediterraneo, restate con noi. E allora bentornati, io sono Valentina Costellaneta al microfono insieme a voi fino alle 9, dall'altra parte del vetro Gis Nicoletti e benvenuti se ci ascoltate in radio sul 96.5, sul canale 94 del digitale terrestre, se ci guardate in TV inviateci un messaggio WhatsApp al 339 680 6868 se volete rispondere a qualche nostro spazio, darci la nostra opinione. Oggi facciamo una tappa speciale in corso Umberto 136 per entrare nel cuore pulsante dell'arte contemporanea. Dal 10 agosto, quindi da oggi fino al 10 settembre, lo spazio Arte Secondo Soppalco ospita Mediterranea, una selezione dinamica di opere della pittrice Nuccia Polpo, chiedo scusa stamattina non ce la posso fare, della pittrice Nuccia Pulpo, non una classica mostra statica ma un vero e proprio studio visit. Che cos'è? Ce lo facciamo dire da lei. Buongiorno Nuccia Pulpo, benvenuta. Buongiorno a voi, grazie. La prima particolarità che salta all'occhio è questo studio visit, quindi non rimangono sempre le stesse opere, ma cambieranno durante il mese. Perché questa cosa è? Come nasce? Allora, nasce perché io sono anni, ma tanti anni, che lavoro a progetti che ruotano intorno alla cultura del Mediterraneo. Quindi sarebbe stato un po' riduttivo presentare solo in uno spazio che, per quanto grande, non poteva accoglierle tutte e tutte insieme. Quindi l'idea qual è stata? È una cosa che per Taranto forse è la prima volta che si fa, ed è uno studio visit, cioè tutti gli ambienti, compreso il laboratorio, saranno aperti a chi lo vorrà visitare. Le opere, che sono anche loro poste in modo diverso, non tutte appese come si fa di solito alle pareti, ma anche poggiate. Quindi si potranno nei giorni e durante tutto il mese le opere cambiare e ruotare. Quindi si può tornare più volte. Benissimo. L'idea è quella, cioè per chi fosse interessato tornare più volte, e quindi ogni volta lo spazio prenderà una visione, una forma diversa. Le opere sono tutte dedicate alla cultura del Mediterraneo, quindi anche Magna Grecia, ma anche a problemi più scottanti come possono essere ambiente, immigrazione. Quindi ci sarà tanto da vedere per chi lo vorrà.
anche perché Nuccia lo diceva, si incrociano diversi cicli della sua carriera, Sì, quindi sì. qual è la scintilla o la cifra artistica che tiene unite opere nate in momenti differenti della sua storia? È sempre il Mediterraneo. Io appartengo e sento di essere una donna del Mediterraneo, anzi una donna di Magna Grecia, che tra l'altro è il nome di un'opera che io ho donato alla biblioteca a Clavio nel lontano 97, quando ci fu l'inaugurazione e l'apertura della biblioteca. Donai un'opera titolata Donne di Magna Grecia, quindi il mio lavoro ruota sempre, da sempre, intorno al Mediterraneo. Sì, al Mediterraneo. La mostra ha il patrocinio della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Sì. Che valore ha per lei rappresentare l'identità visiva della città? È un grande valore aggiunto, perché io ringrazio tantissimo gli organizzatori. Io ho presentato un progetto che evidentemente è stato ritenuto all'altezza per valore culturale e quindi è stato approvato ed ho il patrocinio, posso vantare il patrocinio dei Giochi del Mediterraneo, e per me è un grande onore. Che bello. Ricordiamo agli spettatori e agli ascoltatori che Mediterranea vi aspetta fino al 10 settembre con aperture tutti i pomeriggi allo Spazio Arte secondo soppalco in Corso Umberto 136. Ringrazio Nuccia Pulpo per essere stata con noi. Grazie a voi. E insomma, in bocca al lupo. Viva il lupo sempre. E noi adesso ci fermiamo e quando torniamo parliamo di Rock Metal Fest. Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Perché noi adesso ce ne andiamo a Pulsano, dove il 13 agosto torna uno degli appuntamenti più attesi, che è il Rock Metal Fest. Per parlarne abbiamo qui presente insieme a me la vicepresidente dell'associazione Rock Metal Events ODV, Maria Cristina Tomai Pitinca, che è anche una mia amica ormai da tanti anni. Buongiorno. Benvenuta. Allora, oltre 90 band in tutta Italia si sono iscritte quest'anno al vostro bando. Come funziona e soprattutto c'è una line-up anche piuttosto interessante? Allora, io ti ringrazio per questa domanda, perché la selezione delle band per la direzione artistica è un compito molto arduo. Noi mettiamo in rete all'inizio dell'anno un bando a cui partecipano tutti coloro che aspirano a suonare da noi al Rock Metal Fest, e poi al termine del bando la direzione artistica fa una selezione. Ovviamente la selezione innanzitutto è basata sulla capacità di scrivere, perché sono tutte produzioni proprie, non sono cover band, e dall'altra parte vengono anche scelte però in funzione di un'armonia, di un bill che deve avere una capacità di raggiungere il maggior pubblico possibile. Quindi per esempio non vuol dire che le band che sono state scartate non sono brave, ok? Questa è una cosa importantissima, ma che nel gruppo di quelle 90 band che noi abbiamo ascoltato, perché la direzione artistica se le ascolta tutte, abbiamo selezionato un gruppo di band che può stare tutta insieme e raggiungere il maggior numero di persone possibili, ecco. Quest'anno avete i Dark Lunacy come headliner. Cosa rappresenta per la vostra associazione portare a Pulsano una band storica che spazia dal symphonic death al power metal? Bravissima Valentina, non è mai facile parlare dei generi. Allora, senti, la nostra scelta quest'anno è stata sicuramente il concerto vuole portare alla portata di tutti, scusate il gioco di parole, una musica che sarebbe difficile da ascoltare gratuitamente. Oggi i concerti costano tantissimo e quindi abbiamo sempre questa voglia di far arrivare al maggior numero di persone possibili la nostra musica. Dall'altra parte abbiamo sposato quest'anno il tema della pace tra i popoli e loro quest'anno festeggiano il ventennale di un album che si chiama Diarist, che è un album che parla dei racconti delle persone che erano sotto le bombe di San Pietroburgo.
e quindi nella guerra di San Pietroburgo, quindi sì. diciamo noi abbiamo pensato che il loro genere e la loro storia potesse essere diciamo importante per parlare di questo tema. Sai che noi abbiamo sempre un tema che abbracciamo, l'anno scorso sei stata anche un nostro ospite nelle dirette che avevamo instaurato per insomma sensibilizzare contro la violenza sulle donne su quel tema. Quest'anno il nostro tema è la pace tra i popoli. L'ingresso del festival è sempre gratuito, ma in un momento storico in cui i biglietti dei festival e dei concerti costano così tanto, qual è il segreto per mantenere vivo questo spirito? Ecco, è proprio uno spirito. Non sappiamo quanto riusciremo a mantenerlo vivo. Senti, noi cerchiamo, allora dobbiamo anche ringraziare il pubblico che ci segue, che viene e che proprio perché l'ingresso è gratuito, insomma poi in qualche modo cerca di contribuire alla nostra raccolta fondi, perché noi poi in quella situazione abbiamo beverage e insomma food che somministriamo in modo tale da poter raccogliere quelli che sono poi i soldi per l'anno successivo. Noi, questo è il nostro modo di lavorare. Vero è che è complicato perché i costi purtroppo sono diventati tantissimo. È necessario, se fai venire delle persone a suonare, che tu gli fornisca della strumentazione come si deve, ci sono poi i permessi, ci sono poi tutto quello che serve, ma dalle cose più banali, bagni chimici, alle transenne, alle relazioni tecniche. È un lavoro importante, ci piace farlo, non è che ci lamentiamo, ma a 3 giorni dall'evento ti devo dire che è veramente difficile concertare tutto. Quest'anno poi voi avete anche il patrocinio di Puglia Sound, che insomma è un vanto. È stato un grandissimo successo, ci abbiamo messo 16 anni, 18 anni di storia dell'associazione, ma alla fine ci siamo riusciti. Per noi è importante che comunque a livello regionale abbiano visto che ci siamo, perché siamo una piccola realtà, è vero, però siamo una realtà sui generis. Calcola che nel sud Italia sono pochissimi diciamo i festival collegati al nostro genere di musica, molti ce n'erano ma sono purtroppo finiti. C'è qualcosa che magari anche alle prime edizioni e magari riesce ad avere qualche sponsorizzazione, ma noi ci auguriamo ovviamente che si mantengano in vita il più possibile. E poi voi ogni anno cercate anche di tenere, come dicevi prima, un occhio di attenzione verso le band femminili, che non è poco. Esatto. Insomma, non è facile declinare il metal al femminile, anche se ormai diciamo che come in tutte le cose della nostra società, trovare insomma gruppi che emergono al femminile, così come talenti che emergano al femminile, è complicato, però diciamo che non dobbiamo mai smettere di crederci. Calcola che nella nostra associazione siamo praticamente rappresentati metà femmine e maschi. Non è stato fatto apposta. non ci sono le doppie preferenza per questa cosa. Oltre alla musica, quindi ai concerti, ci saranno anche stand di vinili, fumetti, merchandising e poi tutta un'area gastronomica. Consumate e aiutate il Rock Metal Festival ad andare avanti. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori che l'appuntamento è giovedì 13 agosto con un'apertura cancelli alle 19 nella zona industriale di Pulsano. Sì. Io ringrazio Maria Cristina per essere stata con me stamattina. Va bene, grazie a voi per aver accettato insomma di parlare di noi, perché è una cosa bellissima. Ma figurati, lo facciamo ogni anno. È vero. Vi devo salutare perché l'appuntamento con Buongiorno Taranto finisce qui, ma l'informazione di Cittadella TV e Radio continua con i radiogiornali e col telegiornale delle 14. Buongiorno Taranto torna domani, buona giornata, ciao Maria Cristina. Ciao Valentina. Grazie a Gis Nicoletti e a domani, ciao. Arrivederci. Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.